Don Alessio Geretti, siamo all'inaugurazione di questa importante mostra, un importante appuntamento per il Leggio, ma non solo per il Leggio, per tutto il Friuli Venezia Giulia. Il titolo di questa mostra è Cambiare, cambiamento. Abbiamo pensato di esporre 30 opere da Inghilterra, Francia, Italia, di collezioni pubbliche e private, note o sconosciute e tutte da scoprire, per aiutare la gente in questo momento complesso e affaticato a rinascere, a ripartire e a mettere in atto i cambiamenti giusti per il nostro futuro. Ma saper cambiare è un'arte e l'arte che parla del cambiamento serve a farci pensare quali siano le strade migliori da intraprendere. Come sempre ci ha abituato a opere incredibili. Qui vediamo un Picasso, un Monet, un Balla che sono stati esposti per la prima volta. Sì, esattamente. Ci sono opere di grandissimi artisti, anche di epoca più antica, come Van Dyck, come Tintoretto ad esempio, ma certamente ricordare il Picasso inedito o il Monet che non si vede da 100 anni almeno e l'altro che non si vede nemmeno in Europa da quando è stato dipinto, il Giacomo Balla, anche quello mai visibile al pubblico, significa accorgerci che la mostra di Leggio è imperdibile anche per questi motivi, perché avremo il privilegio di poter vedere da vicino cose che nessuno ha mai visto prima d'ora.